un'incertezza, la fragilità umana, no? Deve uscire in questo piano. E poi la reazione, la tempesta, l'energia della vita che non frena. Proviamo un attimo a creare questo grande contrasto, dai. Non solo storia, inglese, matematica o italiano nella didattica a distanza che da settimane ha sostituito le lezioni in classe. A volte una stanza di casa può trasformarsi non solo in aula, ma addirittura in palcoscenico, come accade per gli allievi del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, per i quali i docenti hanno riattivato in via telematica la gran parte dei corsi. Ottimo, facciamo fino a qui. Allora, bene, bravo, un bel andamento di danza. Stai attento a due cose dal punto di vista tecnico, un pochino. E sono proprio i corsi individuali di strumento la peculiarità di questo modello di didattica. Pur riconoscendo che è insostituibile, quindi il magistero del docente con il discente davanti, e quindi quel lavoro di bottega rinascimentale che si faceva un tempo, stiamo testando anche con risultati modesti, ma comunque discreti e sufficientemente possibili, anche l'attività appunto di lezione individuale di strumento che in altri tempi sembrava impossibile da fare, quindi ci siamo attrezzati e oggi siamo oltre il 90% tra studenti e professori che stanno lavorando online. Gli allievi, prosegue, si dimostrano motivati e attenti, al punto che il direttore, che è anche l'attuale presidente dei conservatori veneti, ammette che per il futuro, conclusa l'emergenza, una percentuale di lezioni a distanza si potrebbe mantenere. E questo sarebbe positivo per noi, ma anche e soprattutto per gli studenti, che eviterebbero quindi spostamenti, spese ulteriori di spostamenti magari per venire più volte in conservatorio, e anche per noi una gestione delle aule e degli spazi in maniera un po' più distesa. Di contro, come è accaduto a Venezia, esercitarsi a casa può comportare i suoi imprevisti. È successo magari che chi risiede in un condominio e deve suonare la tromba, oppure deve studiare l'arpa o deve studiare il pianoforte, insomma strumenti che hanno anche una loro sonorità, magari devono rispettare gli orari ovviamente previsti, e quindi con delle difficoltà magari di vicinato e quant'altro, e quindi l'importanza anche di concedere a questi poveri studenti un minimo di sopportazione in questa clausura.